avverso al buonismo incantato di chi come lui è chiamato alla critica culturale dell'essere artista a tutto tondo. Siamo dunque orgogliosi di avere qui con noi colui che ha curato le più entusiasmanti mostre d'arte d'Italia all'estero, autore di saggi e articoli, cultore del bello, in senso artistico. Ho il piacere dunque di presentarvi un abile attore che recentemente ha visto uscire dai teatri dove si è esibito il pubblico soddisfatto e pieno di riconoscenza nei suoi confronti, che l'ha visto nel raccontare il Caravaggio pittore, ma non solo, il Caravaggio uomo. Quindi è un grande privilegio averlo qui tutto per noi, il maestro... Hai rotto il cazzo, basta, capra ignorante, basta! Ma che cazzo t'ha scritto quella roba lì? Basta! Non era neanche figlio. Buonasera da Vittorio Sgarbi, buonasera a tutti quanti. Allora io questa sera questa sera sono qui in questo posto meraviglioso, ma questa sera se non mi tolgono questa musica di merda porto fuori i coglioni. Cosa ridi? Capra, cosa ridi? Al di là del fatto che io questa sera ad essere qua mi sento a mio agio come Flavio Mediatore negli uffici di Equitalia, uguale, perché non dovevo essere qua, io questa sera non dovevo essere qua, questa sera dovevo essere in un paese qua vicino, un paese pieno di arte, un paese pieno di cultura, in un paese pieno di storia, di monumenti, di poesia. Questa sera dovevo essere a Campigo e... Cazzo ridono? Che cazzo avete da ridere? Basta, porto fuori i coglioni, me ne vado. Che cazzo c'hanno da ridere? Dico Campigo e ridono, che cazzo ridono? Punto. Fa ridere Campigo? C'è qualcuno di Campigo? Complimenti. No, dovevo essere a Campigo, io questa sera, io lo dico, mi sento a mio agio come Balotelli con un libro in mano, uguale. No, dovevo essere a Campigo questa sera perché dovevo... Abbiamo le signore di Campigo anche lì. È un bellissimo paese Campigo, meraviglioso. Vabbè, io dovevo essere a Campigo questa sera perché dovevo inaugurare un museo straordinario, museo ispirato ad un grande pittore del Settecento. Sto parlando dell'Arturo Spalmafecci, un pittore straordinario che... Io porto fuori i coglioni, me ne vado, basta. Oh, è possibile che uno parla di arte e le capre ignoranti ridono? Non è possibile, no. Cioè io vengo qui a Castelfranco Veneto a farmi prendere per il culo. Ecco. Io dovevo essere a Campigo per inaugurare questo museo straordinario intitolato ad un grande attore del Settecento, un pittore del Settecento, che sto parlando dell'Arturo Spalmafecci, un pittore straordinario che pensate era soprannominato Dito Sporco. Io questa sera mi sento a mio agio come la Boldrini in ascensore con Salvini, uguale. Si chiamava Dito Sporco perché amava dipingere con le dita, non c'è un cazzo da ridere. Dito Sporco perché lui non dipingeva col pennello ma con le dita, intingeva le dita e faceva le tele con le dita. Ecco, al contrario del suo illustre maestro, Lino Sparasciolta, che invece lui amava dipingere con l'aerografo. Ecco. A spruzzo, ecco. Ma ridono, le capre non sanno un cazzo e ridono. Fa ridere lo Sparasciolta, non credete che esiste, ve lo faccio vedere, ecco, quello è lo Sparasciolta, eccolo qua. Allora, che cazzo ci avete da ridere? Esiste veramente? Togliamolo che mi fanno vomitare. Ora, se volete ammirare le opere dello Spalmafecci, le opere dello Sparasciolta, le opere di un altro grande pittore, il Tiberio Pugnetta, detto Solitario, io questa sera mi sento a mio agio come Luca Giurato all'Accademia della Crusca, uguale. Fa ridere tutti questi... Io non so se avete mai ammirato le opere del Franco Puttani. Favolose. Opere meravigliose. Franco Puttani aveva una mano... Che cazzo ridi? Cosa ridi? Da non confondersi con l'Oreste Puttani, attenzione. Che era? Il figlio di Puttani. No. Scultore. Lo scultore, bravissimo. Ora, se volete ammirare queste opere non dovete rimanere in Italia, perché... In Italia non abbiamo solo la fuga dei cervelli, ma abbiamo anche la fuga delle opere d'arte. Quindi se volete ammirare queste opere dovete andare ad esempio all'estero, andate
andate a Parigi, nel museo Chantecler di Parigi, e io porto fuori i coglioni, me ne vado, basta. No. Ma non posso farmi prendere per i coglioni, ogni volta che parlo dico, allora continuate a guardare Barbara D'Urso, ecco. Guardate Domenica Live, guardate Uomini e Donne, guardate La C'è posta per te, ecco. Possibile che ogni volta che parlo di qualcuno loro ridono, insomma. Io questa sera, se volete ammirare queste opere, andate nel museo Chantecler di Parigi, troverete un'opera meravigliosa dello Spalmafeci, che è nella zona bagno, ed è firmata Dito Sporco e si intitola È finita la carta, un quadro meraviglioso, straordinario. Un Murales. Ecco, un Murales, bravissimo. Ecco. Ma io questa sera non dovevo essere qua, io questa sera dovevo essere a Campigo. Ecco. C'è l'aria buona a Campigo. Pensate che ricevo una telefonata qualche mese fa da un certo Stefano Marcon. Mi chiama e dice: sono il sindaco di Castelfranco Veneto, siccome abbiamo trovato un quadro in una vecchia soffitta, vorremmo metterlo all'asta. Chi meglio di lei può battere all'asta questo quadro? Dico: guardi sindaco, la ringrazio, ma io il tal giorno, che era mi sembra il 25 di luglio, che era oggi, devo essere a Campigo e mi fa: ma è lì vicino, venga da noi. Non posso venire perché devo inaugurare un museo, mi tratterranno tutta la sera, non posso venire, la ringrazio ma non posso, e butto giù il telefono. Passano all'incirca 5 minuti e mi chiama Pivotti, l'assessore.